La provincia di Vicenza ha voluto presenziare ufficialmente all'apertura dell'anno scolastico ad Arzignano, all'ITIS Galilei. La scuola poteva non essere in grado di avviare le lezioni in tempo a causa dei gravissimi danni subiti dalla violenta bomba d'acqua nelle scorse settimane. Una mobilitazione di tutti, cittadini e istituzioni, fin dai primi momenti, ha invece permesso oggi di aprire regolarmente i battenti. Ci riempie d'orgoglio perché veramente abbiamo lavorato senza guardare domeniche, sabati, ferragosto e quant'altro, sempre in contatto con i dirigenti, e il Galilei rappresenta veramente uno sforzo in più che è stato fatto con una procedura d'urgenza per avviare i lavori il giorno successivo all'evento purtroppo catastrofico che si è verificato. Possiamo dire che la sfida è stata vinta, allora, essendo aperto proprio oggi? Guardi, con grande emozione diciamo proprio che la sfida è stata vinta. Saranno necessari almeno altri 20 giorni per concludere i lavori e poter fruire anche dell'ultimo piano dello stabile oggi chiuso. Comunque al Galilei è arrivata un'importante conferma tanto attesa. Avremo i container entro novembre, quindi per 4 aule, per cui anche le problematiche di spazi che il Galilei comunque aveva prima dell'evento si risolvono, almeno abbiamo degli spazi in più per poter far fare le lezioni ai ragazzi e quindi meno DAD. Galilei a parte, far ripartire regolarmente tutte le scuole danneggiate ad Arzignano era stato un imperativo assunto in pieno dall'amministrazione comunale, che può dire di aver quasi sostanzialmente raggiunto. Siamo riusciti ad arrivare con un po' di coraggio e determinazione, siamo riusciti ad affidare i primi lavori, i lavori necessari per la messa in sicurezza, quindi sono partite tutte a parte San Zeno che partirà, però aprirà la scuola sarà aperta da domani, però ci siamo arrivati. Comunque il cantiere continuerà anche nelle prossime settimane.